Buongiorno a tutti. Prima di cominciare vorrei, l'assessore è un po' scappato perché noi sappiamo, voi sapete, io sono l'ultimo arrivato, che i meridiani possono raccontare la storia. Ecco, dentro quella che vi faccio vedere oggi c'è proprio la storia raccontata delle vicende di questa comunità, Goito, un piccolo paese perso nella pianura padana. E quando l'assessore parlava di raccontare la storia e gli eventi di questa straordinaria città dove la guerra ha lasciato un segno, ecco, gli gnomonisti potrebbero anche trovare una soluzione monumentale che attraverso l'ombra racconta le date storiche. Questa è una di quelle cose che dentro il meridiano che vi faccio vedere oggi, abbiamo proposto in questa città. Ecco, buongiorno a tutti. Io, vediamo il tempo, tento di starci. Sono un architetto che vive sul lago di Garda, ho lontane origini cadoline, ma vivo sul lago di Garda. Mi sono imbattuto nella gnomonica anni fa e sono stato incuriosito soprattutto dalla complessità di questo mondo. Faccio l'architetto, ho tentato di imparare a fare l'architetto, col numero ho sempre avuto una compagnia difficile e ho preferito la geometria per tentare di risolvere questi problemi. E anche questa meridiana che vi farò vedere, che è un obelisco nel linguaggio dell'architettura, l'ho fatta col numero, ma poi alla fine l'ho garantita a me stesso attraverso il disegno e la geometria. Ora vedo, ci mettiamo qui così è alla distanza. Sì. Ora vedo che mi sono reso conto dall'invito che mi ha fatto Aurelio, qui siete tutti amici e vi ringrazio di avermi invitato. Non ho nulla da insegnarvi, ma lo dico in premessa e pertanto dopo aver sentito le relazioni di ieri devo dirvi che quello che oggi vi racconterò è un viaggio dentro di me. Sono certo che ognuno di voi sa raccontare, capire i particolari di questa meridiana, come si costruisce, in fondo è forse la più semplice tra le meridiane, ma quello che voglio dire è cosa è accaduto durante questo impegno e questo viaggio. Il Pirol de Guit è l'appellativo che è stato dato dialetticamente alle persone che intorno a questa piazza tutti i giorni si radunavano nel vedere l'avanzamento dei lavori. È il Pirol, il Pirol nel nostro dialetto un elemento verticale, no? Ecco, certo. E oggi ripensare ed agire sulla memoria per questa esperienza è una cosa che fa parte di questo percorso. Dentro questa idea c'è la ricerca di una forma e dei suoi rapporti con la geometria, prima ancora che con la logica e in un certo senso col numero. C'è la difficoltà di incontrare per strada questa difficoltà e superarla. C'è addirittura, questa è una delle componenti che mi ha abitato, la paura di non farcela, l'istinto di scappare. C'è alla fine anche il piacere del grande risultato che alla fine premia. Ma perché dico questo? Perché quest'opera è nata dentro un processo puramente di opera pubblica e oggi l'opera pubblica non ammette questo. È stata una mia grandissima ingenuità proporre al sindaco di fare questo elemento che inizialmente sembrava banalissimo, ma poi è diventato complicato perché l'opera pubblica esige tempi precisi, esige un progetto che non può sbagliare. Certo, tutte cose che noi abbiamo tentato di fare, ma poi ci sono anche delle tolleranze che in sede tecnico-grafica possono essere superate, ma che poi sul cantiere diventano dei veri macigni, dei veri elementi che abbiamo superato passando attraverso quelle paure di cui vi raccontavo. Goito cos'è? Goito è una piccola cittadina del Mantovano, la si ricorda per la prima guerra di indipendenza, dove Radetzky ha perso la sua battaglia con l'esercito piemontese, la prima, che poi portò il suo esercito alla sconfitta, ed è anche conosciuta per il poeta Sordello da Goito, che lo ritroviamo in Dante e nella Divina Commedia. Ma nella sostanza questa piazza è una piazza al bordo del centro storico,
che il comune voleva dedicare ad un parcheggio, lo era un parcheggio, ha voluto poi nel tempo implementare, e l'incarico che ci ha dato è stato effettivamente quello di costruire un parcheggio. Ora, per un architetto appassionato del suo mestiere, considera il parcheggio non come un luogo di soddisfacimento della funzione, non uno slargo, ma l'idea che dentro questo luogo possa accadere qualcosa. E allora la proposta è stata quella di mettere dentro questo grande spazio un elemento, un monumento. La prima proposta della Giunta è stata quella di mettere un monumento dedicato alla memoria del soggetto cui era stata dedicata la piazza, Alessandro Manzoni. Infatti poi Manzoni era stata dedicata questa piazza qualche decennio prima da un sindaco letterato che aveva voluto dedicare questa piazza al grande maestro della letteratura, ma in realtà poi la piazza non aveva altri rapporti. E allora mi permisi di insistere col sindaco, tentando qualcosa di diverso, passando attraverso il tempo storico, il tempo narrativo utilizzato dal Manzoni per raccontare le sue straordinarie opere. Sarà per la fretta, sarà perché in comune c'è sempre qualcosa di diverso da fare, il sindaco mi diceva bene, fai quello che vuoi, vai avanti, l'importante è che tu riesca nei tempi e nei modi a darmi la piazza, perché ho bisogno di questa piazza e soprattutto dei parcheggi. E pertanto sono grato al sindaco che a un certo punto ha deciso di lasciarmi fare, ecco l'ingenuità, la mia proposta ingenua che è stata accolta e che poi mi ha impegnato veramente a portarla a termine. Sembrava una cosa facile, ma cosa c'è di più facile di un elemento verticale che proietta la sua ombra su una dorsale che è il meridiano, che doveva essere effettivamente piatta e orizzontale. Non dovrebbero esserci difficoltà, poi le difficoltà pian piano le vedremo. Nasce un grande dibattito quando si sa fare questo, perché poi le minoranze hanno detto a un certo punto quel Pirol lì porta via 6 posti di macchina, questo elemento porta via 6 posti di macchina. Voi capite bene che a questo punto il sindaco dice ma è vero, ma non sapevo che era così grande. La sostanza è che questo lavoro non vale 6 posti di macchina, non vale 6 posti di macchina. E allora in consiglio comunale, nelle varie ed eventuali, la minoranza disse bene, tu fai al sindaco quest'opera e noi quando vinceremo la butteremo giù. Questo non può preoccupato, devo garantirvi che io l'ho armata e oggi tirar giù quella meridiana, bisognerebbe fare degli studi perché tirar giù quella meridiana oggi non è facile, Il basamento anzitutto l'ho fatto con 7x7, prendendo poi spunto anche dei calcoli numerici e delle geometrie della meridiana, quella del solstizio d'estate. Ma questo atteggiamento di metà della comunità contro ti fa riflettere e soprattutto ti impegna, perché quando si è deciso di farla bisognava farla, non può uno che arriva a 65 anni come sono io, allora ne avevo 64, 63, fare la figura di non riuscire a concretizzare quest'opera, cioè poi ho detto adesso vi racconterò che cosa è successo, che poi sono le banalità, sono quelle piccole cose che increspano l'orologio, no? Non è tanto la scienza che ci sta dietro. Andiamo avanti. Ecco, la meridiana, allora come si disegna la meridiana? Studio, queste sono cose che si fanno fuori dallo studio, a casa, dopo mangiato, sul tavolo, il sabato, la domenica, con la moglie che dice basta, e si disegnano le cose, ma queste sono cose che poi ho fatto in studio. Ma l'ho pensata a 9 metri di altezza, 9 perché? Perché il 9 è il quadrato di 3, sono partito dal 3, poi 3 è legato il 9 anche a simboli importanti, no? Per i cristiani è simbolo del miracolo, di trinità, di saggezza, è simbolo di riflessione, di solitudine, a un certo punto l'ho anche provata, di ricerca della verità. E allora, come dicevo prima, ci siamo messi a lavorare, ci siamo messi a cercare di capire. La parte più a sinistra è uno dei primissimi schizzi che abbiamo fatto, cercando di trovare le prime geometrie. La parte in alto sono le lavorazioni geometriche per cercare di definire la lunghezza del meridiano. E così siamo partiti con un basamento di 7x7
che poi riscopro che è pari alle fondazioni della chiesa di San Petronio. Questa però è molto più leggera, anche se in realtà è una meridiana che pesa, ogni blocco pesa dai 3.300 andando a ridursi in su, no? Perciò sono 34 voci su 10.000 chilogrammi, 10.000 quintali, 10.000 quintali, sì, 10.000 quintali di granito. No, 3.800 kg presa il primo blocco, che è più piccolo. 100 quintali. 12. Non voi capite che quando poi si dice queste cose sulla carta hanno un valore legato al risultato che vuoi ottenere, che alla fine è un numero. Quando poi lo devi movimentare in cantiere con una strada con un'impresa che ha vinto questo appalto con le competenze di un'impresa stradale, perché l'obiettivo era fare una piazza, non fare un monumento. Il monumento era stato, se volete sapere cosa costa questo monumento, ma l'assessore ci ha dato via, questo monumento è costato 35.000 euro di marmi, tutti i marmi, voi lo vedete, l'impresa ha un po' incassato, aveva fatto un'offerta sui 500.000 euro della piazza, questa era una marginalità, poi quando si è messa a fare i conti ha visto che costava molto di più, ma alla fine erano le competenze che servivano, no? Ma alla fine cos'è che in un certo senso mi ha isolato? Beh, noi abbiamo costruito le fondazioni, abbiamo cominciato con una grande precisione, dovevamo allineare la meridiana, questo stilo sulla meridiana era fatto con 4 facce, nel momento in cui era mezzogiorno doveva essere illuminata esattamente una faccia, no? Così come tutti i mezzogiorni, e pertanto l'orientamento in una piazza che non era nord-sud, era diversa, ha impiegato una certa complessità. Ma lì ci siamo riusciti. Poi c'era da armare questa fondazione, finché armi una fondazione con noi non ce ne sono, sino a quando però non porti su dalla fondazione i primi 4 ferri, che sono quelli che servono poi a inganciare il masso, lo vedete in seconda foto là dietro. Ora il primo problema è stato questo, grande precisione nell'arrivare a mettere i 4 maschi, e quando arriva il primo blocco non passa. Eppure l'industria marmifera, che è quella di Sant'Ambrogio di Valpolicella, del Veronese, fanno cose di grandissima precisione, è riuscita a fare i buchi giusti, come io gli avevo detto. Era che poi in cantiere i ferri che venivano dalla fondazione avevano una toccia, mancava 3 mm, e i giornali sono stati immediatamente pronti a scriverlo, no? 3 mm blocca la meridiana di Goito. Il problema era molto serio, anche perché non tanto per il giornale, anche perché il blocco ha dovuto essere riportato indietro, ma il problema era nelle armature che avevamo già fatto. Allora bisognava, lo dico per gli amici che vorranno affrontare questo, noi in un primo momento, per dar retta anche agli ingegneri che poi se la sono svignata, mi hanno lasciato solo, ecco la solitudine, hanno detto tu devi fare un maschio che sia almeno 3 centimetri e una femmina, dove gli metti dentro il blocco, che non deve essere più alta di 0,5 rispetto al diametro, 3,5. Bene, e cosa ci metto fra maschio e femmina? Della resina. Chi ha questa resina? Beh, i magneti me l'hanno detto, c'era una Ilti che era potentissima. Quanto è lo sforzo che questo Tyrol ha nel momento in cui arriva il terremoto o qualcuno si inventa di tirarlo dalla punta? Beh, questo sforzo qua è uno sforzo che agisce su uno dei fittoni con 11.000 kg. Bene, resiste? Non lo so, bisogna fare le prove tabellari. Bisogna fare le prove tabellari per vedere, perché non esiste una tabella che dice che quella resina dentro il marmo lo si fa. Prendi il blocco, non si può usare un marmo qualsiasi, bisogna prendere quel blocco, portarlo a fare le prove. L'impresa va giù di testa, il sindaco dice guarda che io non voglio andare sul giornale per delle cose del genere, non posso allargare il buco. Alla fine abbiamo allargato il buco, perché se non passa bisogna allargare il buco. E abbiamo rifatto le prove con un nuovo prodotto che si chiama Emaco, chi fa l'ingegnere lo conosce, edile, Emaco. E l'Emaco, se io avevo bisogno di 11.000 kg, l'Emaco ne portava 14, ma 11 è minore di 14 o 14 è maggiore di 11, punto. Alla fine a garanzia ho trovato un prodotto che adesso vediamo e che ho messo come facevano i romani, così almeno
non ci sbagliamo più. Dove siamo arrivati? Siamo andati indietro qua. Io poi l'avviso che mancano 5 minuti. Benissimo, benissimo. Alla fine ci siamo riusciti a fare tutto, abbiamo per forza allargato il buco, abbiamo fatto tutto, poi la difficoltà era quella della verticalità, siamo riusciti anche a metterla in verticale e così abbiamo chiuso questo impegno. Adesso vado riducendo le cose che volevo dire, il fine era di fatto raggiunto. In alto a sinistra vedete alcune prove che sono quelle che noi abbiamo messo in atto, anche perché tra le tante disavventure di questa meridiana c'è anche quella che a un certo punto il sindaco ha preteso che io facessi il piazzale prima di fare l'elemento verticale, e questo ha complicato cose di più, cioè ha messo noi nella condizione di essere assolutamente precisi nel lissare questa verticale, che non è grande 9 metri, ma è 9 metri. Il risultato comunque raggiunto. Ma cosa porta questa elemento? Solo l'ombra? No, va anche al di là, porta con sé i messaggi, come tutte le meridiane porta dei messaggi che sono dei moniti, no? E uno è legato, vediamo qua se ci siamo, i moniti. Non riesco a vedere cosa vedete. Ah, eccoli qua. Il primo dice: io so di non sapere, ed è il precetto socratico che porta poi alla filosofia. Il secondo è il rettangolo aureo, quel numero magico e aureo che troviamo dalle conchiglie alle stelle, alle galassie. L'altro è: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo e Socrate è mortale. E il sillogismo socratico che sta alla base dell'aritmetica, della logica e del numero, che poi servirà anche a giustificare il mio lavoro. Il terzo è il quadrato del Sator re potenet opera lotas, questa scritta che non si sa cosa voglia dire, che rappresenta il mistero, ma che nella costruzione dell'architettura la ritroviamo dai tempi più remoti sino a tutto il Medioevo. Ecco, e poi tra le altre cose curiose che questa meridiana propone è che sul suo meridiano, in forza della lunghezza dell'ombra, segna le date storiche di Goito. E lì, grazie a un gruppo di storici che si hanno capito e si sono fatti in 4, abbiamo scritto tutte le date importanti di quella comunità, e man mano che l'ombra va avanti e torna indietro segna una data. E questo sviluppa anche il saper vedere le cose, no, non solo guardarle. A chi saprà vederle saprà scoprire il perché l'ombra a un certo punto dell'anno passa da quel punto e lì, tra virgolette, si ferma. Ecco, poi sono segnate anche tutti gli altri disegni, perché la piazza va in pendenza e anche lì non è stato facile. Ecco, questi sono la dorsale del meridiano. Poi alla fine ci sono un minuto. Tra le altre cose, ho finito. Tra le altre provocazioni della meridiana, l'ultima. Questo non è un elemento che rimane anni, probabilmente rimane secoli, sta per la sua dimensione. E pertanto abbiamo custodito dentro la pancia della meridiana una cassetta di quercia disegnata in rettangolo aureo, che contiene tutte le cose che vedete al centro. C'è una boccetta con l'acqua di fiume raccolta insieme al suo fondale. Abbiamo messo la pioggia raccolta in un giorno d'estate, un messaggio ai posteri. I posteri potranno guardare dentro e capire. C'è la cenere di tizzoni accesi in un fuoco governato e anche spento. Qua c'è un simbolismo, ci sono i semi della nostra tavola, orzo, grano, riso, prodotti naturali assolutamente messi dentro il sottovuoto. Ci sono elementi che raccontano la scienza e la medicina che ha vinto sul mare. L'abbiamo fatto durante il Covid, abbiamo messo una fialetta di Covid e anche i tamponi. C'è un lucchetto perché dice che questa comunità ancora Goito oggi è aperta, non è una comunità chiusa. Abbiamo messo anche un piccolo centesimo di euro perché rappresenta il Dio denaro, ma c'è anche il Cristo, il Figlio di Dio. C'è un libro aperto con tutte le impronte, pollice, medio, indice della gente che c'è stata intorno, perché rappresenti veramente dentro la pancia di quella meridiana quella comunità che oggi
ha lavorato insieme a me, mi è stata insieme, quella che in questo viaggio si chiama equipaggio, dato anche dal loro entusiasmo. Ecco, altro non ho da dire, poi molto hanno parlato i giornali restituendo quel piacere finale che c'è nell'atto della riconoscenza. No, i giornali hanno usato parole straordinarie per raccontare questa esperienza che oggi io vi ho portato e penso vi abbia incuriosito. Grazie.